dell'esercito, abbiamo potuto riprendere queste immagini risalendo il corso del Versa tracimato. Attualmente il fiume Isonzo è 2 metri sopra il livello di guardia. La diga oltre confine in Slovenia sopporta un flusso che si avvicina alla soglia di pericolo. Nelle zone a rischio la protezione civile è al lavoro da ore per rinforzarne gli argini. Secondo le previsioni la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Mercato. Buonasera da Rai Regione. Emergenza maltempo nel Friuli Venezia Giulia, soprattutto nell'Isontino. L'allarme è scattato stamane, con il passare delle ore la situazione si è fatta via via più drammatica, anche se il momento più critico è atteso nel corso della notte. La zona interessata è quella del Basso Isonzo, da Romance a Gradisca. A preoccupare sono soprattutto i fiumi Isonzo e Vipacco e il torrente Versa. È stato proprio quest'ultimo a mettere per primo in allarme gli uomini della Protezione Civile che, coordinati dal responsabile regionale Ingegner Verri, hanno lavorato senza sosta insieme a volontari e ai vigili del fuoco per rinforzare gli argini, in particolare nella zona di Fratta. Ciononostante, come vedremo tra poco nei nostri servizi, il corso d'acqua è tracimato in più punti. Anche il Vipacco, nella zona di Savogna, ha rotto gli argini, ma è l'Isonzo a destare in queste ore le maggiori preoccupazioni. Il livello, già abbondantemente sopra i limiti di guardia, continua a crescere e dalle zone a monte in Slovenia non giungono buone notizie. Anche le previsioni meteorologiche non lasciano purtroppo ben sperare. Le 2 strade statali, la 56 Udine-Gorizia e la 351 Gorizia-Gradisca-Cervignano, sono state riaperte, ma la Protezione Civile invita gli automobilisti a mettersi in viaggio soltanto in caso di assoluta necessità. Poco fa da Roma è giunta la notizia che la sala operativa del Viminale ha disposto l'invio a Gorizia della colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco, formata da 150 uomini provenienti dai vari comandi provinciali e da diversi mezzi. L'iniziativa è a scopo cautelativo e comunque consentirà di dislocare i Vigili del Fuoco tempestivamente ovunque si presentasse la necessità. La situazione nell'Isontino è attentamente seguita anche dalla Prefettura, che è in contatto pure con le autorità d'oltreconfine. Riunioni sono in corso in vari comuni, ma vediamo i servizi. Continua a diluviare su tutto l'Isontino. La pioggia ha battuto per ore la campagna con la violenza di un temporale estivo. Le precipitazioni sono tuttora insistenti e si prevede che dureranno per tutta la notte. Dall'elicottero della Protezione Civile abbiamo potuto riprendere queste eloquenti immagini che testimoniano la vastità dell'inondazione. Abbiamo risalito il corso del torrente Versa, tracimato in più punti. Lungo tutto l'alveo numerosi sono i casolari allagati, le strade interrotte. In alcune zone la campagna è completamente sommersa. L'acqua ha invaso le strade di molti paesi e i piani terreni delle abitazioni. Capriva, Fratta, Moraro e Versa sono quasi completamente allagati. Anche a Romance la situazione è molto preoccupante. La Protezione Civile è al lavoro da stamane per rinforzare gli argini del Versa in località Fratta, dove il torrente minaccia di tracimare da un momento all'altro. Anche l'esercito sta collaborando fianco a fianco con i volontari della Protezione Civile nelle aree più a rischio. In molti punti la strada e il torrente Versa si confondono ed esiste il pericolo concreto che la situazione possa peggiorare durante la notte. Molta preoccupazione suscita in queste ore anche l'area attorno al fiume Isonzo. Da Nova Gorizia ci informano che la diga di Salcano, solitamente con una portata di 200 metri cubi d'acqua, ora sopporta un flusso di ben 1600 metri cubi e si avvicina pericolosamente alla soglia di attenzione. Piovuto tutta la notte, stamattina io ho un come si chiama, misuratore di pioggia e traboccava, sono caduti finora a 120 mm. Quando è cominciato ad alzarsi l'acqua? Verso che ora? Verso le 7, e qui dove siamo noi è il punto più basso del paese, qui c'è sempre stata la montana, diciamo noi. Nel 1927, nella casa dove sono nato io qui dietro, entrava l'acqua dalla finestra. Mi sono salvato con una pompa che mi hanno imprestato un amico di Butrio. Sono andato a prendere là e mi sono salvato così. Era la prima volta o era successo ancora? La prima in costruzione, adesso la seconda. Nel pomeriggio nella zona di Capriva la situazione ha cominciato a migliorare. La gente ha cercato di proteggere i piani terreni delle abitazioni come meglio poteva, svuotando a secchiate le stanze invase dall'acqua del Versa. Ma il torrente continua a destare preoccupazione. Qui siamo nei pressi del castello di Spessa, non lontano dal comune di Cormons, dove il fiume fa un'ansa che gli uomini della Protezione Civile considerano a rischio e lungo la quale reparti dell'esercito hanno rinforzato l'argine con sacchetti di sabbia. A questo punto
risultato. La situazione più critica è però quella dell'Isonzo, che ora è a 2 metri al di sopra del livello di guardia e che è straripato in almeno 2 punti, a Gradisca nei pressi del tiro a volo e a Savogna all'altezza del raccordo autostradale per Villesse, a meno di 400 metri dalle case più vicine. Tra Gabria e Sagrado, a Monte delle Chiuse, il fiume ha oramai raggiunto il livello della strada. C'è poi il fiume Vipacco, che nel corso delle ultime ore si è pericolosamente ingrossato e le condizioni meteorologiche non accennano a migliorare. Immagini drammatiche dunque, come avete visto, ed a far precipitare la situazione è stato il vento di scirocco, particolarmente intenso stamane, che ha ostacolato il deflusso dell'acqua verso il mare, ma soprattutto l'eccezionale quantità d'acqua caduta nelle ultime 24 ore. La tabella che vediamo con la pioggia caduta nei 4 capoluoghi di provincia tra ieri e oggi ci fornisce il quadro della situazione. Nel Goriziano nel corso della giornata fino alle 17 sono caduti ben 135 mm d'acqua. Considerevole anche la pioggia caduta a Udine e Pordenone, rispettivamente con 57 e 38 mm, ma neppure paragonabile a quella che ha investito il Basso Isonzo. Pressoché risparmiata, ma solamente fino al tardo pomeriggio di oggi, Trieste, dove da un paio d'ore invece sta piovendo con intensità. Alcune strade cittadine sono state ben presto allagate, ricoperte d'acqua, mentre sull'altopiano carsico la situazione è aggravata da una fittissima nebbia. Questo dunque, dicevamo, il quadro fino al tardo pomeriggio, il momento più critico, come ci hanno ricordato anche i nostri colleghi, è previsto per la tarda serata e durante la notte. A preoccupare sono soprattutto le previsioni a breve che parlano di una intensificazione dei fenomeni. Anche per domani le previsioni del centro meteo dell'ERS indicano cielo generalmente molto nuvoloso con piogge abbondanti, localmente a carattere temporalesco. Nevicate al di sopra dei 1300 metri e in serata anche a quote più basse. Con il passare delle ore è prevista infatti una sensibile diminuzione della temperatura.